E buongiorno a tutti, siamo appena bevuto, ecco, cappuccino, bene, allora siamo al 8, martedì 8, siamo in compagnia sempre di Vincenzo, è arrivato anche il gigante buono, poi abbiamo anche Giampietro, è arrivato anche Giampietro, no, Pierpaolo, Franco, Sandro, e c'è un nuovo ingresso, questo signore, guardate che spettacolo, ha detto il Babbo Natale estivo. E c'è la barzelletta, mi ha detto che ha rinnovato la patente e a me mi è venuta questa barzellettina che il nonno doveva rinnovare la patente, però aveva 90 anni, allora il nipote ha detto vanno dall'ingegnere, ingegnere sì bravo, lui però va piano, rallenta, un po' un intralcio al traffico, no Vincenzo? Bisogna vedere di fare qualcosa, non ci sono problemi, domani vedo io. Allora questo arriva il nonno e fa ingegnere buongiorno, portato gli esami del sangue, l'oculistica, ecco qua, vedi tutto a posto. Sì, però sa, signor Pieri, che quest'anno l'Europa, sa che siamo in Europa, poi col Covid, tutto casino. Adesso per avere il rinnovo annuale a patente, voi oltre i 90 anni, bisogna che... Sono tre domande facili anche da fare. Non ci sono problemi, sono preparato. Allora, la prima domanda qual è? La prima domanda è che lei è in una strada buia e vede un faro venire verso di lei. A velocità, insomma, beh, un faro solo, non ci sono problemi, ingegneri, è una moto. Bravo, ma sì, moto, ma che tipo di moto? Una Kawasaki, un Honda, un Harley Davidson? Ma come si fa a sapere da un fanale la razza, la marca? No, ecco, vedi, bisogna, e questa è una domanda un po' vergognosissima, un po' trabocchetto. Comunque, andiamo alla seconda domanda. Mi dica, seconda domanda. Due fari, buio, verso di lei, a velocità non tanto, beh qua non c'è errore di sbaglio, è un'autovettura. Bravo, ma cos'è? Una Renault? Una Citroën? Una Fiat? Una... No, ma scusi, allora mi sta prendendo per culo. Cioè, due fanali verso di me, è una macchina. Sì, ma l'Europa vuole sapere la precisione, in base ai fanali, sapere perché noi siamo in un... Dio, una roba indegna. Allora, facciamo l'ultima domanda, deve rispondere una... Questa, allora, due fari grandi, una riga di fanali piccole, viene verso di lei a velocità moderata, sempre stata buona. E qua l'errore è impossibile perché è un camion. Bravo, vede? Sì, ma che tipo di camion? Un Iveco, un Scania, un Fiat? No, ma mi prende... No, 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 guardi, bisogna... quindi mi dispiace, non posso dargli l'abilitazione, dobbiamo rinviare un anno e orca puttana. Chi guida la Panda adesso? Chi guida la Panda? Mi dispiace, non posso darle, bisogna che ci rivediamo il prossimo anno. Devo firmare da qualche parte, sì, firmi lì. Delle robe vergognosissime. Sta per andare via, torna dentro e fa, ingegnere, posso fargli io una domanda? Mi dica, signor Pieri, allora guardi, c'è una strada buia, no? E fuori della strada un fuoco, una ragazza con dei tacchi, che è una roba, è una minigonna di una spanna con due robe davanti, cos'è? Beh, strada buia, fuoco, tacchi, sì, signor Pieri, è una prostituta, è facile di una prostituta, è sua madre, sua sorella, sua zia. Un saluto! L'avremmo fatta, non so, ma mettiamola comunque. Ciao grande! Un saluto da quelli della 720, dalle tre sorelle. Ciao, ciao.